c'è un problema oggettivo, lo abbiamo visto in questi giorni quando è passata una morbida del Piave, in realtà non una piena, perché 1400 metri cubi sono una quantità d'acqua che è la metà rispetto a quella che è passata l'anno scorso, 2700-2800 metri cubi, ma teniamo presente che in tutti i documenti si parla della possibilità che il Piave possa raggiungere i 4800 metri cubi al secondo, cioè il doppio rispetto a quanto abbiamo visto con Vaia. È del tutto evidente che se venisse un evento come quello, e non è remota la possibilità, lo abbiamo visto, ripeto, questi giorni, l'anno scorso, eccetera, l'acqua da qualche parte va messa. Io ho la responsabilità di decine di migliaia di vite umane e pertanto la soluzione va trovata. Se qualcuno dice no, deve dire no, virgola, e portarmi uno studio di un soggetto tecnico di pari livello rispetto al professor Del Paos che mi dimostra che si può fare in maniera alternativa. Mi rendo conto che ognuno non vorrebbe che fosse fatto nulla a casa sua, però dobbiamo pur fare qualcosa. Sottolineo un aspetto che col sindaco di Crocetta ho garantito la massima apertura già da tempo, le ho detto il foglio è ancora bianco, ancora quasi 2 anni fa, quindi tu comune puoi partecipare alla progettazione con opere compensative, piste ciclabili, oasi naturalistiche, facciamo diventare quell'area ancora più bella. E la risposta è stata no grazie, prendo atto, però noi non possiamo stare fermi.